Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Oggi è 4 novembre, giorno di unità nazionale e giornata nazionale delle forze armate, celebrate oggi a Roma, all'Altare della Patria, con le immagini che vi faremo vedere del Presidente Mattarella, che poi si è recato anche a Bari, e giornata che è stata celebrata anche a Re di Puglia con la visita del Presidente del Senato La Russa e anche la presenza del Ministro ai rapporti parlamentari Luca Ciriani, Ministro appunto pordenonese, quindi friulano. Una giornata per celebrare i fatti che accaddero tanti e tanti anni fa, che sembrano così attuali, quella guerra che è poi ritornata nelle nostre immagini, che hanno scalfito nuovamente l'Europa con l'invasione russa sull'Ucraina. Una pace, dice Mattarella, lo sentiremo adesso in nelle sue parole, da coltivare e preservare, e più che mai questa guerra della Federazione Russa, questa aggressione sull'Ucraina ci chiama alla responsabilità di testimoniare concretamente le nostre convinzioni, sottolineando la necessità di presidiare con i nostri alleati i principi su cui si fonda la cooperazione internazionale. Allora, riviviamo questa giornata nelle parole di Mattarella, appunto, in questo servizio. La ricorrenza del 4 novembre, che oggi celebriamo, scandisce un momento importante e imprescindibile della nostra storia. La vittoria insieme agli alleati contro gli imperi centrali, che poneva fine alla tragedia della Grande Guerra, segnava anche l'approdo della nostra lotta risorgimentale iniziata decenni prima. Ogni nome di soldato caduto che leggiamo nelle lapidi dei nostri sacrari, accanto alle migliaia di sconosciuti, tutti rappresentati nelle spoglie del monete ignoto all'Altare della Patria, racconta un frammento della nostra storia collettiva. Vite spezzate, sacrificate, giovani che non hanno avuto il dono di vivere il futuro che avevano sognato. Quei sacrifici non sono stati vani, perché nella consapevolezza di quanto sia terribile la guerra si è radicato nel cuore della nostra Europa il dovere ineludibile della pace. Non è un caso se a sognare e a costruire i pilastri della unità europea sia stata la generazione che avvertiva le cicatrici dei due conflitti mondiali. L'Italia ha fornito uno straordinario contributo affinché ciò fosse possibile. Ci siamo abituati alla pace. L'Europa unita è stata per 70 anni l'antidoto più forte a egoismi e nazionalismi. Poi, improvvisamente, la guerra. La tragedia della guerra è riapparsa nel nostro continente. È accaduto a causa della sciagurata e inaccettabile aggressione che la Federazione Russa ha portato contro l'Ucraina e il suo popolo. Dalla fine di febbraio si combatte, si muore nel cuore d'Europa. I media di tutto il mondo rilanciano le immagini terribili di un conflitto che non risparmia le popolazioni civili, anziani, bambini, in fuga dalle bombe. L'incubo di scenari ulteriori che sembravano inimmaginabili fino a poche settimane fa. Sono passati molti mesi senza che si intraveda uno spiraglio, eppure la pace continua a gridare la sua urgenza. Una pace giusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sulla libertà e la libera determinazione del popolo ucraino, perché non vogliamo e non possiamo abituarci alla guerra. Assume allora un significato speciale questa celebrazione del 4 novembre, giornata nella quale l'Italia si stringe con riconoscenza attorno alle sue forze armate, perché nessuno più degli uomini e delle donne in divisa conosce il valore della pace e cosa significhi metterla a rischio. L'Italia è attore di primo piano, presente in tutti i principali contesti multilaterali, Nazioni Unite, Unione Europea, Alleanza Atlantica, coalizioni internazionali. I punti fermi della nostra bussola
restano la vocazione europeista e il solido legame transatlantico. Quanto sta accadendo nella nostra Europa parla alla responsabilità degli uomini e delle istituzioni. Ci dice che la pace si costruisce ogni giorno, prima di tutto nella coscienza delle nuove generazioni, nel cuore di quel popolo che si sente europeo, accomunato dalla medesima concezione di libertà, di diritti, di fraternità, che ripudia l'idea stessa di guerra. Ripudia la guerra, come dice la nostra Costituzione, che indica anche la via e gli strumenti che rendono concretamente possibile questa scelta. L'adesione alle sedi multilaterali impegnate ad assicurare pace e giustizia fra le nazioni. E ci dice anche che la sicurezza e la pace sono beni comuni, beni che vanno difesi, anche quando può apparire impegnativo e difficile. Non è un caso se tra i primi obiettivi cui si dedicarono i padri fondatori dell'Europa vi fosse la difesa comune. Alcuni passi sono stati compiuti, ma troppo poco e troppo lentamente. Questo resta un grande obiettivo, per il quale l'Italia può dare un importante contributo sia in sede politica sia attraverso il patrimonio tecnologico e industriale di cui dispone. Nella convinzione che investire nella difesa europea significa anche rafforzare l'Alleanza Atlantica nel suo pilastro continentale. I nostri militari e il mondo della difesa hanno competenze e professionalità per svolgere un ruolo primario in queste sfide. Così come un ruolo di grande portata e di valore i nostri militari hanno avuto e hanno nel contribuire alla sicurezza, nell'ordinato svolgersi della vita nella nostra società. Penso al prezioso contributo dato alla comunità nazionale in occasione delle emergenze che abbiamo dovuto attraversare, dalla pandemia alle conseguenze delle calamità naturali che hanno colpito il nostro Paese. Anche per questo, oggi, la Repubblica vi dice grazie. Vorrei infine formulare un auspicio. Come è noto, il 4 novembre è definito dalla legge 260 del 1949 giorno della unità nazionale. Il fatto di ricomprendere in questa giornata la festa delle Forze Armate appartiene alla tradizione e a quel sentimento di omaggio alla memoria che trova grande riscontro nella coscienza delle nostre comunità. Credo che sia necessario, come ho ricordato alcuni mesi addietro al Governo, di assumere in legge la definizione completa e ufficiale del 4 novembre come giornata dell'unità nazionale e delle Forze Armate. Lo dobbiamo alla nostra storia, lo dobbiamo a un patrimonio prezioso fatto di donne e di uomini del nostro Paese, lo dobbiamo a noi stessi. Viva le Forze Armate, viva l'Italia! Come dicevamo, anche noi eravamo presenti, non a Roma, ma a Re di Puglia per questa giornata, per queste celebrazioni. Il Presidente del Senato La Russa e il Ministro Ciriani. Abbiamo sentito anche i commenti dei vari politici presenti, una giornata per unire e non dividere, questa è la sostanza, insomma, dei vari commenti da parte delle istituzioni. Allora andiamo a risentire un po' quello che hanno detto appunto i politici presenti a questo evento. È stata la pioggia l'ospite non atteso durante le celebrazioni del 4 novembre al Sacrario di Re di Puglia. La cerimonia per ricordare l'unità nazionale e le forze armate è stata rovinata dal violento temporale che ha investito il Sacrario, costringendo le autorità a una cerimonia sprint con solo la preghiera per la patria e la lettura delle motivazioni della medaglia al valor militare al milite ignoto. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sfilato i plotoni schierati e ha deposto una corona in memoria dei caduti. Abbiamo dato il presente alla loro memoria e lo abbiamo scritto sull'albo d'onore, come credo è avvenuto ogni anno e come spero avverrà per sempre. Sembra paradossale parlare ancora oggi di guerra, pensiamo all'Ucraina, all'invasione della Russia e qua piangiamo i morti di 2 guerre mondiali. Oggi celebriamo la festa delle Forze Armate, la festa dell'unità nazionale,
paradossale o noi a loro che dobbiamo memoria e gratitudine. Paradossale parlare di guerra. Sì, non parliamo di guerra, infatti, parliamo di memoria di coloro che sono caduti nel nome della patria. Presenti dopo tanti anni anche delle scolaresche tutti i reparti dei corpi della difesa, oltre ovviamente alle autorità locali. Per me devo dire è una grande emozione poter rappresentare il governo in questa occasione. C'ero già stato da consigliere regionale, da assessore, però rappresentare il governo in questa occasione è una grande emozione perché è la mia terra e perché è la celebrazione di una generazione eroica e tragica che ha fondato l'Italia, perché il 4 novembre è la giornata dell'unità nazionale e oggi qui ci ritroviamo essenzialmente, principalmente per dire che siamo tutti quanti italiani, lo dobbiamo al sacrificio di un'intera generazione che giace proprio qui a Re di Puglia. In generale questa è una cerimonia molto sentita, soprattutto qua in Friuli Venezia Giulia, e le scuole dovrebbero essere coinvolte, se non lo sono dovranno esserlo di più perché è la memoria che noi celebriamo, cioè noi abbiamo il dovere di ricordare queste persone, di ricordare il sacrificio di tutti i caduti, è proprio un dovere che noi sentiamo profondamente, perché se dimentichiamo di ringraziare quelli che sono venuti prima di noi, manchiamo il nostro dovere fondamentale, non solo ai cittadini ma anche di rappresentanti dei cittadini. Onorevole, oggi è una giornata speciale e importante per l'Italia, per l'unità d'Italia, per le forze armate e anche per ricordare i caduti. Sicuramente il 4 novembre è un simbolo per tutta Italia, in particolare per la nostra terra, per questo territorio di confine, per tutto quello che è la storia, ma è anche volano di visite importanti su questo territorio come lo sono stati negli anni passati. Presidente, quali emozioni oggi in questo 4 novembre? Un 4 novembre importante di memoria, ma anche con uno sguardo a quello che sta accadendo ormai ai confini più vicini d'Europa, e credo che questo 4 novembre debba impegnare tutti ad essere, diciamo, dalla parte giusta della storia. Ecco, io credo che in questo momento ci sia bisogno di ritrovare il termine pace, ma anche la consapevolezza del grandissimo ringraziamento che dobbiamo a tutte le nostre forze armate, non solo in questo giorno, ma in tutti i giorni in cui aiutano il Paese. Oggi si ricorda l'unità d'Italia, ma anche le forze armate, è una giornata importante. È una giornata importante per tutti, dove non ci devono essere divisioni, si ricorda l'unità, si ricorda anche i caduti per la nostra unità, da una parte e dall'altra in un territorio come il nostro, e si ricorda soprattutto anche lo straordinario lavoro delle forze armate in tempo di guerra, ma mi permetto di dire anche in tempo di pace, e questo territorio lo sa, lo ha provato sulla propria pelle, e quindi il ringraziamento va anche agli uomini in armi che sono sempre disponibili per il bene del Paese. E ora spazio alla pubblicità, torneremo tra poco e sentiremo anche la gente che ha partecipato a queste celebrazioni. Pubblicità. Bentornati con Screenshot, giornata dedicata alle celebrazioni del 4 novembre, che rende onore all'unità nazionale, ma ovviamente anche alle forze armate che con la loro dedizione e i loro contributi, come ha sottolineato il Presidente Mattarella, abbiamo sentito anche nella prima parte, hanno consentito all'Italia di diventare uno Stato unito, libero e democratico. E allora andiamo a sentire anche le persone che erano presenti alle celebrazioni a Re di Puglia con il nostro Andrea Pierini, tante persone che anche arrivavano nonostante il maltempo, perché questa è la verità, ha fatto notizia anche oggi il maltempo che ha colpito la nostra regione oltre al resto d'Italia, tante persone che erano presenti anche non solo dalla regione per rendere onore appunto a quanto accaduto negli anni passati, che hanno potuto rendere questa terra un po' più libera e democratica. Lo andiamo a sentire la gente. Da Padova oggi casualmente o... Casualmente, siamo in pullman. È una giornata speciale questa, 4 novembre, Sacrario di Re di Puglia, insomma... Siamo venuti in pullman, altrimenti avevamo anche il camper, ma siamo venuti in pullman tutti assieme. Sto a 2 chilometri di qui, per cui mi sembra naturale venire ogni anno. C'è anche la possibilità di tornare dopo 2 anni, insomma, di pandemia in un clima un po' più sereno. Sì, sì. Io mi ricordo quando ero bambino qui non ci si muoveva, c'era tantissima, ma tantissima gente. Adesso purtroppo non si sente più. Mancano forse i giovani? Mancano i giovani, ma purtroppo mancano soprattutto gli anziani, quelli reduci, i parenti. Adesso un po' la giornata di oggi, un po' che il tempo passa e poi ci si dimentica anche, purtroppo. Si torna in presenza il 4 novembre, quali emozioni e come mai qua oggi?
È tradizione, veniamo regolarmente quando possibile. Vedo anche una giovanissima, la figlia. Hanno portato qua tutti gli anni? Sì, da quando sono piccola, perché avevo i nonni che abitavano qua vicino. Di dove siete? Di Re di Puglia i nonni e noi di San Giorgio, di Nogaro. La sfilata qua io l'ho fatta da militare nel 79, facevo militare a Cormons. Ogni 3 o 4 anni vengo a fare il giretto. Perché lei non è del Friuli Venezia Giulia? No, sono di Brescia. E quindi un ritorno da Brescia? I bei ricordi di quando ero giovanotto. Un po' meno che doveva fare militare però. Ma no, non mi trovo neanche male. Mi sono divertito, tanto che non facevi niente. Facevamo le guardie sul Sabottino al confine, che c'era una volta Jugoslavia, c'era la montagna, era scritto Viva Nice Tito, mi ricordo. Però dai, è una bella emozione ancora. Vi vediamo col cappello degli alpini, oggi non si poteva non venire qua, visto che insomma si può finalmente dopo 2 anni di Covid. Sì, vero, infatti noi veniamo da Bolzano e dalla provincia di Bolzano per essere qui oggi. Che emozioni a vedere questo sacrario? Lui c'è stato già tante volte, per me è la prima volta ed è una grande emozione, sì. Ricordare tutta la storia dei nostri nonni che hanno veramente vissuto dei giorni terribili qua su è emozionante, davvero. Per lei invece è un luogo che conosce bene? Sì, conosco molto bene, sono venuto tante volte, mi fermo spesso, ho anche un bisnonno che è di guardia. E quindi insomma è un luogo particolare per lei? Assolutamente. Ci tengo a venire, almeno una volta all'anno io un giretto da queste parti lo faccio sempre. Che emozioni oggi? Beh sì, importante, io non è la prima volta che vengo, noi siamo abruzzesi, siamo qui in vacanza e abbiamo approfittato per questa manifestazione secondo me importantissima, purtroppo con poca gente, sarà anche il tempo, però sicuramente è un'emozione grande sempre, ogni volta. Per me è la prima volta, me ne ha parlato sempre il mio amico, ma stare qui è emozionante. Dicevamo poco prima, l'altare della patria è un simbolo piuttosto, ma questo qui ti fa ricordare effettivamente quello che c'è stato tanto tempo fa, purtroppo, insomma, con tante vittime. Avete avuto anche la possibilità di vedere i luoghi della Grande Guerra, le trincee, i percorsi? Io le ho viste tutte, perché sono stato qui 11 anni, in Pordenone, e quindi pian pianino me le ho viste tutte, anche quelle che sono in Slovenia. È una grande emozione, io non sono neanche di qua, sono venuta qui perché c'è appunto il mio ragazzo che oggi è stato coinvolto in questa grande manifestazione molto emozionante e rappresentano tantissimo l'orgoglio italiano, quindi in cui io credo tantissimo. E vedere questo luogo è emozionante, immagino. Sì, perché penso a tutti i sacrifici che sono stati fatti da coloro che ci hanno preceduto e non si può non emozionarsi. Sembra assurdo che oggi parliamo anche di una guerra che è lontana ma non tanto lontana. Triste, un po' triste perché credevamo di aver superato tali limitazioni e invece ritornano a piede pieno. E per concludere è stata anche una giornata, appunto perché è la giornata delle Forze Armate dedicata alle caserme aperte, Open Day, straordinario in questo caso alla di Prampero, dove si possono trovare cimeli, dove si può prenotare, andare a vedere insomma, i ricordi di quelle che sono state le strutture militari di quel tempo. È andata la nostra Isabella Gregoratto e allora andiamo a vedere un pochettino cosa abbiamo scovato. Il 4 novembre è un'occasione per visitare le sale cimeli della Brigata Alpina Giulia, che ha sede qui alla caserma di Prampero, praticamente qui ha sede il comando della stessa brigata. E con noi il primo luogotenente Ivan De Monte, che è responsabile appunto di queste sale cimeli e che oggi ci accompagna in una piccola visita. Sì, sono molte le persone che vengono a farci visita. Tra l'altro noi oggi partiamo proprio nella nostra visita da quello che è ritenuto il cimelio più significativo praticamente di tutto, no? Di tutta la mostra. Sì, sicuramente per noi questo è il cimelio più importante, questa è la divisa originale che indossava Renato Del Din appunto il 25 aprile del 44 quando è stato ucciso a Tolmezzo mentre cercava di attaccare una caserma nazifascista. È la divisa appunto che indossava Renato quel tragico giorno, lui medaglia d'oro al valor militare, e la divisa ci è stata donata proprio dalla sorella, la professoressa Paola Del Din, anche lei medaglia d'oro al valor militare, e quindi per noi
ma per tutti i friulani ha un valore particolare. Sì. Senta, parliamo anche delle altre stanze. Sì, diciamo che le sale Cimeli sono suddivise appunto in varie sale che parlano di periodi storici ben specifici. Nella prima sala parliamo dalla nascita delle truppe alpine fino alla fine della Prima Guerra Mondiale e inoltre all'interno della prima sala abbiamo un'ulteriore sala, il nostro sacrario, dove all'interno ci sono i nomi di tutte le nostre medaglie d'oro. Sì. Poi abbiamo la seconda sala, che è la sala dedicata ai comandanti, dove ci sono tutte le immagini dei comandanti della divisione Giulia prima, della brigata poi, e diciamo che quella è la sala dove chi ha fatto l'alpino nella Giulia va subito a cercare l'immagine del comandante dell'epoca. Poi c'è la terza sala. Questa mi incuriosisce un attimo, perché questa appunto è la sala dedicata alle trasmissioni. Qui abbiamo oggetti... È logico che noi subito guardiamo, certo, buttiamo l'occhio. Ma questa è la sala che colpisce di più i ragazzi quando vengono con le scolaresche, perché vedono la differenza appunto tra alcuni oggetti che trovano in questa sala e magari il telefonino che hanno in tasca con il quale riescono a parlare in tutto il mondo, mentre noi alcuni di questi dovevano essere anche collegati tramite filo e quindi si tiravano lunghe linee di fili per poter comunicare da un punto all'altro. È particolare, ci sono oggetti di varie epoche, di varie provenienze, che fanno capire appunto l'evoluzione delle trasmissioni, ma anche l'evoluzione dei nostri telefoni. Sì. E le difficoltà che c'erano un tempo appunto a comunicare. Ecco, invece qui noi continuiamo nella nostra visita, ecco anche queste sono delle immagini che un attimo spaventano, le maschere antigas. Sì, esatto, sono maschere anti-NBC, questa è una collezione che ci è stata donata, anche queste arrivano da varie parti del mondo, qui parliamo appunto della difesa NBC, abbiamo una divisa che serviva a questo scopo, abbiamo alcuni oggetti che servono a questo scopo, da siringhe di atropina, pastiglie per purificare l'acqua e vari tipi di filtri, e inoltre in questo spazio parliamo anche con questi tabelloni del terremoto del 76. Perché? Perché facciamo vedere sì le immagini di Venzone, Trasaghis, Gemona, ma parliamo anche della caserma Goi Pantanali a Gemona, dove quella notte sono morti 28 nostri alpini. E come dico spesso, soprattutto ai più giovani, il terremoto del 76 sicuramente è l'evento che ha unito di più la popolazione friulana agli alpini e alla Giulia, perché io che ero piccolo mi ricordo immagini come quelle dove gli alpini ti portavano da mangiare, montavano le tende, portavano l'acqua, e quindi il cappello alpino l'abbiamo visto dal giorno dopo del terremoto per tutto quello che serviva alla popolazione. Quindi. Ecco, andiamo in quella che forse è la sala conclusiva, no? Ecco, e anche qui un esempio, praticamente vediamo le divise che venivano usate per gli alpini, per la montagna, insomma, per sciare? Sì, questa è l'ultima sala, qui vediamo alcune divise dei primi anni '80, le divise delle prime missioni di pace, da quella con i colori per il Mozambico a questa che è stata utilizzata in Kosovo, in Bosnia, con i primi giubbotti antiproiettili. Vediamo una serie di sci, quindi un'evoluzione anche degli sci, vediamo due teche, due angoli dedicati proprio alle specialità degli alpini, quindi il movimento su roccia e il movimento su neve, e riusciamo a vedere appunto l'evoluzione dalle divise che abbiamo visto nelle sale precedenti fino a queste. E poi qui abbiamo l'unica divisa prettamente femminile, che è la divisa di ordinanza con la gonna, è l'unica che è solo per le ragazze in quella conformazione, mentre tutte le altre divise sono unisex, diciamo. Ma da quando sono cominciate ad arrivare appunto le donne, lei se lo ricorda? Le ragazze sono arrivate nei primi anni 90, adesso ce ne sono moltissime, hanno tutti gli incarichi e diciamo che siamo più abituati che all'inizio a vedere le donne nell'esercito. È sempre un piacere avere una ragazza e una visione femminile del mondo militare. E con questo servizio noi ci salutiamo, vi auguriamo buona serata, buon fine settimana, noi ci vediamo la prossima settimana sempre con Screenshot, torneremo ovviamente il mercoledì a partire dalle 19:45. Grazie, arrivederci.